Sfrecciavano in carovana tra i tornanti che salgono al passo Pordoi ad Arabba, tra sorpassi, guida contromano e, inutile dirlo, a velocità elevata. Deve essere stata una brutta sorpresa ritrovarsi davanti alla paletta alzata dei carabinieri di Cortina che lungo quel tratto di strada troppo spesso percorso da autisti che si improvvisano piloti hanno ritirato loro tutte e 10 le patenti e elevato 37 contravvenzioni. Continuano i controlli dei carabinieri sui passi dolomitici. Ieri 10 pattuglie tra aliquote radiomobili e stazioni della compagnia di Cortina hanno predisposto un efficace controllo sia sul passo Pordoi che sul passo Falzarego. Sono stati intercettati numerosi automobilisti che con auto sportive percorrevano i passi mettendo in campo una vasta lista di infrazioni. Nei giorni scorsi erano state altre 6 le patenti ritirate durante l'attività di contrasto a un fenomeno che sulle Dolomiti è diventato una vera e propria piaga per i residenti e la fauna. Sovente infatti le strade tortuose dei passi montani si trasformano in veri e propri circuiti dove sfrecciano automobilisti e motociclisti alla guida di mezzi sportivi senza rispetto per il codice della strada e dell'ambiente silvano che li circonda. Nei mesi scorsi è stato levato all'unisono un grido di protesta da parte dei sindaci dei comuni delle terre alte e che per ora ha trovato risposta nelle intense attività di controllo a opera dei militari dell'Arma. Forse qualcuno ha pensato che fatto un controllo poi i carabinieri distolgono lo sguardo, non è così. Continueremo a monitorare i passi con grande attenzione per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai nostri concittadini e a tutti quelli che vogliono godere delle nostre montagne, commenta il comandante provinciale Enrico Pigozzo.